Pianto frontale a Ronchis di Latisana, muore un 65enne di Concordia Sagittaria, la terza vittima veneziana che perde la vita sulla strada in meno di 24 ore. Mose, ai cantieri fermi da mesi si aggiungono i dubbi sulla gestione commissariale dell'opera, su cui il governo ha inviato una segnalazione alla Corte dei Conti. A Chioggia arriva la polizia per arrestare un quarantenne. Durante la perquisizione in casa la madre tenta di nascondere droga e denaro gettandoli nel water. Dopo il maxi blitz della polizia in Riviera Marco Polo c'è chi invoca il ritorno della droga. Per terra si legge rivogliamola gialla, i residenti controlli anche qui. Estendere il riconoscimento facciale anche nelle zone critiche della città, la proposta arriva da Confcommercio Jesolo dopo l'iniziativa del Vaniglia. Novità nella sede veneta, i medici di base non saranno più solo professionisti privati che operano in convenzione, ma anche dipendenti dirette delle aziende sanitarie. L'amministrazione comunale di Venezia spenderà circa 600.000 euro per ristrutturare finalmente uno dei palazzi simbolo di Marghera, la Torre della Città. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri TG. In primo piano la cronaca, perché purtroppo dobbiamo registrare un altro incidente mortale sulla strada, a perdere la vita un 65enne di Caorle. Terza vittima veneziana in meno di 24 ore sulle strade. Ieri sera, lungo la provinciale 7, all'altezza di Ronchis, un violento scontro frontale è stato fatale per Sergio Cecotto, 65enne originario di Caorle ma residente a Concordia Sagittaria. La sua auto è andata completamente distrutta, finendo nel fosso a bordo strada, nello scontro con il mezzo guidato da una 28enne. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, al vaglio dei carabinieri della compagnia di Latisana, intervenuti sul posto per i rilievi insieme ai vigili del fuoco che si sono occupati della bonifica della sede stradale. Solo poche ore prima, sulla Triestina a Ceggia, Matteo Gugliotto, sandonatese di 36 anni, aveva perso la vita scontrandosi con l'auto a bordo della quale si trovavano due donne, rimaste gravemente ferite. E ancora un 60enne di Meolo, Tiziano Cattai, ha perso la vita in un tamponamento lungo l'autostrada A27, all'altezza del territorio di Casale sul Sile. La sua auto è andata completamente a fuoco e per lui non c'è stato scampo. A cantieri fermi da mesi, senza una data certa per la riapertura, si aggiungono ora i dubbi sulla gestione commissariale del Mose, su cui il governo ha inviato una segnalazione alla Corte dei Conti. E a Venezia ci si domanda se quest'opera verrà mai terminata davvero. Sentiamo. Parte dei soldi stanziati dal governo per far avanzare i lavori del Mose sono stati utilizzati invece dai commissari per pagare i debiti pregressi con le imprese. 37 milioni relativi alla gestione commissariale, successiva all'inchiesta giudiziaria che aveva decapitato i vertici del Consorzio Venezia Nuova, sono stati messi a bilancio come costi di struttura, anziché essere spesi per far proseguire i cantieri. L'episodio è emerso dalla risposta del sottosegretario alle infrastrutture Michele Dell'Orco all'interrogazione presentata dal deputato PD Nicola Pellicani. Il governo ha inviato una segnalazione alla Corte dei Conti, ma ora il timore è che i lavori, fermi da ormai più di 6 mesi, subiscano ulteriori rallentamenti. Il ricorso alla Corte dei Conti va benissimo perché bisogna garantire la trasparenza innanzitutto, però ricordiamo che il Consorzio è commissariato da 4 anni, quindi tutto è sotto controllo, sotto la lente di ingrandimento dell'ANAC, di tutti i soggetti interessati a controllare. Non vorrei che questo fosse un modo per buttare la palla avanti e per tenere ancora i cantieri fermi. Ulteriori ritardi nel completamento dell'opera, fa presente Pellicani, rischiano di innescare un circolo vizioso, provocando nuovi aumenti dei costi. Significa anche compromettere le opere già realizzate, che come sappiamo sono in gran parte anche già ammalorate, fessurazioni sui cassoni, incrostazioni, e sono deteriorate perché non sono oggetto di manutenzione. Nella mia interrogazione, ricorda il Democratico, chiedevo lumi sulla data di ripresa dei lavori e sul rispetto o meno del cronoprogramma che attualmente fissa il termine dell'opera al 2021, ma su questo non ho ricevuto alcuna garanzia. Il governo ha il dovere di evitare che il Mose si trasformi nella più grande incompiuta d'Europa. Il Mose è già costato ai cittadini 5 miliardi e mezzo. I soldi per concludere i lavori ci sono.
siamo giunti al 93% dell'opera, sarebbe davvero assurdo fermarsi adesso, bisogna chiudere i lavori nei tempi stabiliti e fare in modo che il Mose funzioni. Ed ancora cronaca dal veneziano, perché ieri sera i poliziotti del commissariato di Chioggia hanno arrestato un quarantenne indagato in stato di libertà, la madre, per favoreggiamento. L'operazione ha portato al sequestro di 3 kg complessivi di stupefacente, 1,5 di marijuana, 1,5 di hashish e 6 grammi di cocaina, oltre a 9.050 euro in contanti e materiale per il confezionamento e la pesatura. Dopo diversi appostamenti, gli agenti hanno accertato l'esistenza di un'importante ed organizzata attività di spaccio in fondamenta Rivavena. In particolare hanno riscontrato che il quarantenne si incontrava con gli acquirenti in un bar della zona dove avveniva lo scambio. Raccolti tutti gli elementi utili all'indagine, gli investigatori l'hanno fermato, perquisendo poi la sua abitazione ed il garage alla ricerca dello stupefacente. Lì c'era la mamma sessantenne che ha cercato di impedire prima l'accesso agli agenti nell'abitazione e poi l'attività di ricerca della droga, gettandola nel water insieme ai soldi, senza però riuscirci. Sono quindi finiti entrambi nei guai. E continuiamo a parlare di spaccio di sostanze stupefacenti nel veneziano, perché presi gli spacciatori dell'eroina gialla a Mestre, c'è chi probabilmente in preda alla disperazione ne chiede il ritorno. Vediamo cos'è accaduto in Riviera Marco Polo. A pochi giorni dal maxi blitz della polizia nelle zone calde di Mestre, in Riviera Marco Polo, poco distante da Piazzale Cialdini, c'è chi invoca il ritorno dell'eroina gialla, quella stessa eroina che ha portato nell'ultimo anno oltre 10 giovani alla morte. Rivogliamo la gialla, è scritto all'inizio della via, per terra, lasciando attoniti i passanti che leggono. È impensabile una cosa del genere, si ritorna indietro agli anni 90 e non è giusto che sia così. Tanta gioventù, tanti bambini piccoli, gioventù, voglio dire, sarebbe bene anche debellarlo questo fenomeno, secondo me. Ma se c'è chi, probabilmente in preda alla disperazione, chiede il ritorno dell'eroina letale, sempre che non si tratti di una bravata, basta fare qualche passo più avanti per trovare la pronta replica. Dopo pochi metri, qui in Riviera Marco Polo, si vede questa scritta: no eroina. Qualcuno poi passa e commenta: il blitz ora dovrebbero farlo qui, che sembra una zona tranquilla, ma potrebbe diventare la prossima meta di tossicodipendenti e spacciatori. E sono riprese questa mattina le ricerche di Gianfranco Bullo, il tassista 49enne del Lido di Venezia, uscito in barca giovedì scorso e mai rientrato. La sua imbarcazione, un Coronet 21, è stata trovata spiaggiata vicino alla diga di San Nicolò, ma di lui nessuna traccia. Ha lasciato a casa i cellulari e l'abituale attrezzatura da pesca, un comportamento inusuale per l'uomo. Per questo motivo i familiari hanno subito lanciato l'allarme, chiedendo aiuto anche al popolo dei social. Sul posto sabato mattina sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e Drago 71, l'elicottero dei pompieri che ha sorvolato l'area dall'alto. Della vicenda si stanno occupando anche i carabinieri e la capitaneria di porto. Un dettaglio importante è che il Coronet nella tarda mattinata di giovedì lì non ci sarebbe stato, quindi è possibile che l'uomo si sia spostato solo in un secondo momento nella zona di San Nicolò. Estendere il riconoscimento facciale anche nelle zone critiche della città. La proposta arriva dalla Confcommercio di Jesolo dopo l'iniziativa di un locale. Sentiamo. L'idea di adottare un sistema computerizzato di riconoscimento facciale al Vaniglia Chebre di Jesolo ha colto il parere favorevole di numerose categorie. Confcommercio San Donà Jesolo in primis. Il riconoscimento facciale consente la identificazione delle persone, qui è molto più semplice perché è un luogo aperto al pubblico, quindi un luogo privato. Il problema più grave è in luoghi pubblici, però consentendo l'identificazione delle persone abbiamo un'efficacia di prevenzione generale dei crimini, vorrei dire quasi totale. Insomma, nessuno andrebbe a rubare sapendo di essere immediatamente riconosciuto dalla telecamera e dal software che gestisce questo
processo di riconoscimento del viso in sostanza. Il sistema installato nel locale non archivia le foto dei clienti, atto vietato in quanto lesivo della privacy individuale, ma si limita a memorizzare una sorta di griglia di decine di migliaia di puntini che misurano la distanza tra i tratti più importanti del viso e creano una mappa del volto che solo il software è in grado di riconoscere. Naturalmente i costi non sono bassi. È sicuramente difficoltoso e i problemi sono essenzialmente due. C'è un problema di finanziamenti, perché queste cose costano parecchio. Complimenti a Pareschi che per la sua attività ha investito molto per questa cosa. Farlo a livello generale ovviamente richiede dei fondi importanti, per questo abbiamo lanciato l'idea di focalizzarci su possibili fondi comunitari, di muoverci su questo fronte per poter attingere a questi finanziamenti comunitari su una questione importantissima come la sicurezza. Ci sono dei profili anche normativi da approfondire. È vero, in un pubblico esercizio però privato, io se non sono d'accordo faccio a meno di entrare e non ho problemi di riservatezza. Se accedo, accetto di essere identificato e quindi manifesto il mio consenso. In una piazza ci rendiamo conto che è completamente diverso, però in molti altri paesi, soprattutto extraeuropei, noi siamo più sensibili alla questione della riservatezza, ormai il riconoscimento facciale pubblico è diffuso. Ancora cronaca dal Milanese perché si registra un altro caso di un'anziana aggredita e truffata da falsi vigili. Sentiamo cos'è accaduto. Ennesima aggressione a danno di una coppia di anziani 75enni. 2 uomini si sono presentati in divisa e davanti al marito disabile hanno aggredito e narcotizzato la donna per poi fare razzia. Il tutto in pieno giorno all'ora di pranzo. I 2 hanno bussato alla porta di casa a Scaltenigo di Mirano ed erano in uniforme. Il primo sembrava un agente della polizia locale, il secondo aveva invece una divisa della forestale. La donna, vedendo i gradi sulle spalline, ha aperto e subito le è stata spruzzata una bomboletta spray sul viso che le ha fatto perdere i sensi, mentre il marito inerme assisteva e loro rubavano. Poi sono fuggiti a tutta velocità in auto e solo a quel punto la 75enne, con le poche forze rimaste, è riuscita a chiamare i carabinieri, che hanno dato il via alle indagini mentre lei veniva portata al pronto soccorso per le cure del caso. Quello dei ladri che si presentano alla porta con finte uniformi e truffano gli anziani è un fenomeno che si sta diffondendo a macchia d'olio. Non avevano alcun tipo di autorizzazione, questo è il motivo per cui i carabinieri hanno sottoposto a sequestro preventivo il locale Non è il Pescò di Tessera nella notte tra venerdì e sabato. La decisione al termine di un sopralluogo in occasione di una serata danzante che era stata pubblicizzata anche sui canali social del locale. All'arrivo delle forze dell'ordine sarebbero state presenti circa 150 persone. I carabinieri hanno anche denunciato i rappresentanti legali del locale oltre che l'organizzatore della serata. Contattato il numero di cellulare pubblicato sulla pagina Facebook dell'esercizio pubblico è stato risposto di non sapere nulla, mi occupo delle prenotazioni, ha dichiarato chi ha risposto, mi hanno detto di un controllo ieri sera ma di più non so. Ed ora torniamo a parlare di sanità veneta perché i medici di base non saranno più solo dei professionisti privati che operano in convenzione ma anche dei dipendenti diretti delle aziende sanitarie. Sentiamo. Una quota dei medici di base in Veneto sarà assunta direttamente dalle ULSS. Lo prevede il nuovo piano sociosanitario per gli anni dal 2019 al 2023, presentato alla quinta commissione del Consiglio regionale dall'assessore veneto alla sanità Luca Coletto. L'attuale carenza e scarsa disponibilità oraria dei medici di base, spiegano dalla maggioranza, è dovuta a 2 ragioni. Le mancate sostituzioni per i pensionamenti e il fatto che chi subentra preferisce le aree metropolitane a quelle periferiche. Ora il servizio sanitario avrà la possibilità di assumerli in modo da coprire le zone meno servite e allungare gli orari di visita. Scrivere per la prima volta sul piano sociosanitario che si possono prevedere medici base assunti direttamente è una novità molto forte. Si cerca di, dopo la riforma che è avvenuta
della sanità con la legge 19, si cerca di mettere in atto quello che è l'organizzazione del territorio del sistema sanitario. Sul futuro della sanità veneta, spiega il presidente della commissione regionale Fabrizio Boron, pesano soprattutto due grosse incognite, quella delle risorse e quella del blocco del turnover. Ci attendiamo che entrambe trovino una soluzione con l'arrivo dell'autonomia. Oggi la difficoltà maggiore è quella del blocco delle assunzioni. Sappiamo benissimo una legge del 2004 che ci impone la riduzione delle spese sul personale, che con l'autonomia viene sbloccata. A quel punto diciamo che il fabbisogno del personale medico e sanitario negli ospedali dovrà trovare giusta copertura. Pubblicità ora, ci rivediamo tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Parliamo di notizie dal mondo del lavoro, perché la CGIL torna a difendere gli ormai ex lavoratori del bookshop dei musei civici veneziani rimasti a casa dalla fine di marzo. Non si arrende la CGIL dopo la decisione del giudice del lavoro che ha rigettato il ricorso presentato dal sindacato contro la mancata assunzione di 6 lavoratori dei bookshop dei musei civici da parte della nuova società. Non capiamo in questo momento quali possano essere stati le legittime interpretazioni, insomma, del dibattito giuridico. È ovvio che, insomma, che non si assolutamente mette in discussione il lavoro della magistratura se non nelle sedi competenti, e appunto noi andremo proprio nelle sedi competenti a fare questa discussione. Il sindacato sta dunque valutando nuove azioni legali, mentre i 6 lavoratori rimasti a casa tornano ad accusare l'amministrazione comunale di mancanza di empatia verso la loro difficile situazione. È un'età come la nostra, 50 anni così di media, è difficile appunto ricollocarsi nel mercato del lavoro, è questo che mi amareggia moltissimo anche da parte di un'amministrazione che non è riuscita a cogliere, no, questo aspetto sociale, secondo me. Andiamo ora a Marghera, perché l'amministrazione comunale spenderà circa 600.000 euro per restaurare finalmente uno dei simboli della città, la Torre della Cita. Vediamo. Partiranno a gennaio i lavori di riqualificazione della Torre 27 della Cita a Marghera, edificio simbolo dell'edilizia popolare dello scorso secolo, ma negli ultimi anni purtroppo anche di incuria e degrado urbano. Costruita nel 1973 per ospitare alcune tra le famiglie meno abbienti di Marghera, la palazzina non è mai stata interessata da lavori di manutenzione. Alta 13 metri, la torre conta 68 appartamenti ed è oggi abitata da circa 250 residenti. Circa 600.000 euro di investimento che andrà durante questo inverno, in modo da non dare fastidio ai condomini durante l'estate, a sistemare completamente le facciate esterne, a sistemare le grondaie, i campanelli e quant'altro. È un intervento quindi di sistemazione straordinaria, che significa anche la grande attenzione che questa giunta sta dando all'edilizia popolare veneziana, sia in terraferma sia in città storica. Nello specifico verranno eseguite tutte le opere idrauliche, edili ed elettriche necessarie a garantire il corretto funzionamento dell'impianto antincendio. Poi si procederà con la riparazione della linea fognaria e l'installazione di canne fumarie esterne. Si interverrà infine sul sistema degli ascensori per garantire in maniera definitiva il regolare funzionamento e per renderli meno vulnerabili ai vandalismi. Abbiamo inaugurato una stagione di investimenti come non se ne ricorda in precedenza, milioni e milioni di euro destinati alle case per migliorarle, per sistemarle, per rendere agibili quelle oggi chiuse e non assegnate e per assegnarle alle famiglie che veramente ne hanno bisogno, attraverso dei bandi speciali, attraverso dei bandi che premino le famiglie bisognose e non i furbetti. È tutto, vi lascio ora alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Sarà una domenica instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio del 22 luglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque al mattino, ma dal pomeriggio il tempo peggiorerà con qualche temporale che dai monti potrà sconfinare fin verso le pianure e potrà essere localmente anche di moderata intensità durante la nottata. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 26 e 31 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia.
Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile, con ampio soleggiamento, specie al mattino. Poi col passare delle ore peggiorerà con rovesci sparsi ma frequenti un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 30 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Al mattino qualche pioggia solamente sui confini alpini, ampio soleggiamento invece altrove, col passare delle ore acquazzoni un po' su tutta la nostra regione, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime sui 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 30 gradi circa. Per ora è tutto. Un saluto dal meteo di Antenna 3.